Oh, come si fa questa verifica? 3 per 90. Foxy, aiutami. Stai zitto, dai. Dai che la maestra ci becca. Quanto fa 4 per 5? Quanto fa? Ascolta, se tu non mi aiuti, io ti smutanno davanti a tutti. Allora, cos'è che ti dovevi chiedere? Mi devi dare il risultato della 5, della 9, della 28, della 56. Oh, ma potrei darmi tutte le risposte sbagliate! Così la smetterà di prendermi in giro! Foxy? Mi stai ascoltando? Foxy! Ehi, dimmi, cosa? Ma cosa stavi pensando? Nulla, stavo pensando a fare questo calcolo difficilissimo. 2 più 3, quanto fa? 2 più 3 fa 5, Foxy, dai. Grazie. Allora, dammi i risultati. 3 per 90. Ok, pollo arrosto. Pollo arrosto, Foxy, mi devi dare i risultati. Sì, 2. 2, ok. 4 per 5? 75. 75. 20 per 6? 66. Ok, perfetto. Ragazzi, la verifica è finita! Sì, eccoci maestra, eccoci. Sì, venite, forza, Fox, Crazy, dai. Ecco qua. Non vedo questa è l'ora. la mia e questa è la sua. Voilà. Ok, andate a posto. Va bene. Crazy, 3 per 90 uguale 2. 4 per 5, 75. 20 per 6, 66. No. Crazy, ma sei un asino! Mettiamoli 2. Vediamo Fox, vediamo. 3 per 90, 270. Ah, bravo. 4 per 5, 20. Ah, 12 per 6, 120. Bravo il mio Foxy, ti metto 10. Bravissimo. Allora ragazzi, 10 La Foxy, verifica. guarda, 10 ti ho messo. Allora ci ho preso 10 box anche io. Tu non mi fare parlare. Il 10 te lo scordi. 2 ti ho messo. Sei un asino. Bravo il mio Foxy, che bravo. Sì, bravissimo Foxy. Asinello. Allora ragazzi, i compiti per domani scrivete nel diario. Matematica pagina 28, storia pagina 176, italiano pagina 28. Ragazzi, dimenticavo, c'è anche l'informatica. Ehi Foxy, State bene? che stai facendo? Ma che cavolo stai facendo il mio portellino? Ma che sto ascoltando la maestra! Ma che cazzo mi fai? Oh, bene queste mese! Me le prendo io Foxy! Sì, Ragazzi, eh. avete capito cosa ho detto? Sì. Ma è pure informatica. Sì. Pagina, vediamo se avete capito. 28 informatica. 29. Sei un asinello. 29 lo so. 29, bravo Fox. Ascoltami, brutto idiota. Domani tu mi farai tutti i compiti, sì. Matematica, informatica, no geografia. E sai cosa succede se per cosa non me li fai? Bene per bene. Ragazzi, cosa sta succedendo qua? Siamo grandi amici, maestra. Grandi Bene, amici. andate a posto, subito. Grandi amici. Crazy. Sì, eccomi. Allora ragazzi, interrogazione. Fox, amore mio, dimmi. Allora, 10 per 2 quanto fa? 10 per 2 è 20. 5 diviso 5? 5 diviso 5 è 1. 4 per 4? 4 per 4 è 16. 20 diviso 2? Lascia rispondere anche a me ogni tanto. 10 ma... Bravissimo il mio Fox, sei grande. Ora a te, Crazy. 5 diviso 5? Fa quanto fa? 1. Bravo il mio Fox, bravo. Ascolta, se rispondi ancora al posto mio, ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Crazy. Maestra, non vale. Lui, io lo sapevo e mi ruba le risposte. Dai. Va bene. Dimmi quanto fa 4 per 4? È ovvio, 4x4 fa una macchina a 4 ruote. Il 4x... Maestra fa 16. Bravo Fox, bravissimo.
La 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 la. Foxy, quartiere c'è. La poliziotta del quartiere. Fidanzata. Sì, fidanzata, ascolta. Non ti permettere di dire una cosa del genere. Oh, quanto è bella. Ok, hai capito il piano? Tu è là, fai finta di rapirla, dopo arrivo io, la salvo e lei mi dà un bacio. Ok? Vai. La 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 la. Guarda, questa bambina! Cosa volevi fare? Ehi, poliziotta, ti vengo a salvare io! Ce l'ho fatta da sola. Ah, ce l'hai fatta da sola? Sì. E questo stupido qui stava cercando di... Stava cercando di farti del male, poliziotta, andiamo! Non restare vicino alla gente brutta! Cattivo. Non ti fanno Non così. si fanno, no, alle donne no, sbagliato. Ah, finalmente si mangia! Che buona! Ah. Ehi! Ma che cos'è? Buono! Una brioche con la Nutella, eh? Veramente è la mia brioche! La prendo io! È la mia brioche! Come on! Non vorrai essere smutandato! Assolutamente no! Non avevo fame! Ecco perché ho deciso di mia volontà di darla al mio migliore amico, Crazy. Sì, ok, va bene. Sei un amico, ciao! Sono un amico, anche Buono. tu sei un amico. È buonissima, ragazzi! Ah, basta, mi sono rotto! Anch'io voglio diventare un bullo, sarò così bello che tutte le ragazze mi vorranno! Mi devo allenare! Finalmente nessuno mi prenderà più in giro! Perché io mi allenerò! E mi allenerò e diventerò bellissimo! Mi sono allenato abbastanza! Vado a lavarmi e poi vado a rimorchiare la poliziotta nel quartiere! Adesso il bullo sarò io! Ehi Crazy! Dammi la tua merendina! Forse tu non hai capito. Dammi la tua merendina! Vai, aspetta, da quando è che tu sei diventato... Dammi la tua merendina! Ti ricordo che ho fatto gli addominali! Ok, possiamo parlarne. Ti posso dare la merendina, ok? Devi farmi anche i compiti! E lavarmi i vestiti! E le mutande! E tutto! Ok, Tieniti in e realtà fammi i quando compiti! io ero il bullo, in realtà non volevo... No! Ok, va bene. Bravo! Ci sentiamo. La merendina! La merendina te la do su. Ehi! Ma che succede lì? Io e il mio amico Crazy stavamo facendo i compiti! Non è vero, maestra! È un bullo! Cosa? Sarebbe il bullo! Crazy! Non è vero, maestra! La maestra non lo vedeva! Mi ha rotto gli occhiali! Non è vero, maestra! Io non posso aiutare! È venuto senza occhiali, minacciandomi! Può controllare le telecamere di sicurezza! No! Le telecamere di... Ora vado a controllare tutto! Vede perché non vuole perché è lui il colpevole! Vediamo le telecamere, vediamo. Ma qua c'è Fox. Sta prendendo in giro Crazy. Non ci posso credere. Lui fa il bullo. Allora hai capito! Voglio tutti i compiti per domani! Sì, va bene, ti farò tutti i Ma cosa state facendo? Cosa? Quindi ti aiuterò! Ti aiuterò! L'ho visto! Mi tirava le orecchie! Fox, silenzio! Io ho visto le telecamere. E tu hai bullizzato Crazy. Sì. In punizione! Subito! E domani sei sospetto! Vai! Io, maestra, il bullismo è una cosa che si fa, non si fa, non si fa, non si fa, poverino, male. Maestra! Anche lui ha fatto il bullo ieri! Cosa? Pure tu? No! In punizione pure tu! Subito! Tutte e due! Iniziamo pure tu! Non è vero, iniziamo semplice. Io ho visto su Twitter come fare il bullo, ok? E volevo Fai provare. schifo! Perché lo so, il bullismo è una cosa così. Silenzio! Sì, è solo colpa tua, sei colpa tua. Tu
morto. Poliziotta, guarda i miei muscoli. Io odio i bulli. La poliziotta del quartiere combatte il bullismo. Ehi Foxy, forse essere bulli non è proprio bello. No, è meglio essere secchioni. Sì, è meglio essere secchioni. Ritorniamo a studiare.